Questa attività è stata realizzata con il contributo della Regione Sardegna, in prentas 2022-2023, lei è regionali 22 del 2018. Scala agora de scala, cammino agora de cammino. Seusu lompiusu duncas a s'ultimo puntata de questa edizione de Saianna de su tempus, sa de dogi, agora de cidade spagnola, duncas eusu aviri su che succedio in sa Sardegna, in su mentras de sedadi moderna e contemporanea. In sa puntata precedenti eusu chistionau de s'isula a intrusu de su dominio de Spagna e sa presenza de prus de 4 seculus de spagnolus, a prima con i cadelanus aragonesus a partire del su 1323 e agora de i spagnolus con l'imperio de Spagna e poi eusu a partire de s'anno 1720, voi testi importanti quest'anno, voi agora appunto de 400 anni del Regno de Spagna, sa Sardegna con su trattato de Saia venne donata agora de uno scanto de annus a suta de su dominio asburgico a is piemontesus, proprio ai Savoias, che finzas su 1713 fiant scetti ducus, piganta sul regno de Sicilia e agora de una cambia piganta su regno de Sardegna che io sa conosci finzas su 1861. E che succede in questi 250 anni? Toccherà nai che is arrelatas a intrus de is piemontesus e sardus non funt istettias sempre facilis, poita viant due populus differentes, uno che era dessa cultura, dessa lingua, dessa amministrazione spagnola, che gestionara su sardu e su castigliano, ma pure su catalano, e s'altra che era invece dell'Italia de Capessusu e che dunque gestionara primo francese e agora scetti s'italiano chiaramente antifatto de maniera che questi due populus pagu portas anti bio proprio sa collaborazioni, sa amiganza, tanti si che su 28 di aprile del 1794 agora dunque de su sa tentata de truppas francesas de occupare sa Sardegna partendo de Quarto e de Casteddu su popolo de Casteddu
s'incivurri raccontras proprio ai Savoies e Piemontesus beniti bogaus bonus cantus de mesis. Questa di è regolare oggi come sa di de sa Sardigna, ma in Casteddu da conosciante ancora come sa di de sa Ciappa, però toccarà naiga certa volta is piemontesus, anti Chicago, comunque de mellorai is condizioni economiche, culturali de sa Sardigna, proschidotto con su ministro Bogino, pagu bortas toccarà nai ci punti a Renescius, però ci punti comunque fattos importanti, commenti s'arribu in Sisula, de sa comunità di Tabarchina, a primo in s'isula de Santuverdu, che era diventai Carloforte, sa città di de Carloforte, e agoa concursa de Calasetta. Tutto questo è fatto vinzas su 1861, quando nasce sul regno d'Italia ed in cui sa Sardegna entra già in età contemporanea, un'età onde chiaramente a condividio tutto i vicendas de s'Italia, prima con sa monarchia, poi con sa repubblica, e un fatto importante è proprio questo del 1943. Agoa insomma s'alleanza con sa Germania e sapere commenti pure sa Sardigna biveri conseguenze tragiche dei bombardamenti dei anglo-americani. E dunque se scioverà proprio sa città di Casteddu, poi plus dei altre città conta meglio sa storia della Sardigna dei ultimi 200 anni, a partire dunque de giardino pubblicus e de ingunisi raccontai sa storia de su vicinato de Casteddu e Susu poi l'ompi a Saccabu in su palazzo del suo municipio proprio accanto del suo porto. Dunque sighe sì e buona visione. Dei logos simbolicus più importanti de sa Casteddu de s'Ottugentus funt i giardinus publicus. I giardinus publicus de Casteddu funt un parco urbano che anti realizzau a partire del 1806. Pensate che finzas a quest'anno Casteddu non tenia ancora logo birdisi e dunque savò s'accarai, s'accostai ai capitali europeas decidenti de vai no givoro un giardino a onde vonni mattas esoticas. Difatti doiesti una longa passillada, a onde già in s'Ottugentus e antavostu uno scanto de mattas che indieniti de altri continenti, come sa Jacaranda, de s'America de Giossu, come sa Ficus macrofilla, che indieniti invece de s'Australia, e che oggi deniti più di 200 anni e funti una dei mattas più caratteristiche nel caso de sa Casteddu de questo tempo, che finzas a s'Ottugentus già tenia scetti mattas de indici. Questa vassillara servia proprio a sa borghesia casteddaia, che proprio a partire da sa metà del Ottugentus comincia a si vedere fra i gai domus, villas proprio a intro de Viale Merello, Viale Regina Elena, che è proprio in accanto. Difatti i giardinus surgenti in mezzo dei due vicinaus storicus de Casteddu e Susu e questo de Biddanoa.
oggi, dove viada finza su 1840 s'arsenali che però si esplodiu già due volte in 800 e a Saccabu del 800 grazie a un progetto di Carlo Boil de Putifigari si dorrara a fare questo edificio che in un tempo ospitata s'arsenali davanti di maniera neoclassica, dunque argomenti che deve essere assimilati un tempo greco con isi statuas che due punti in Savasila Ravuro, 24 statuas de marmo che rappresenta i 4 stagioni. Una cosa importante è che in su 1933 proprio entro questo edificio de Sex Polveriera venne inaugurata la Galleria Comunale de Arte, una galleria che oggi espone pinturas e obras dei artisti più importanti del Novecento, documenti Francesco Ciusa o di altri pittori futuristi, documenti Boccioni e Balla. Oggi questo logo è un logo onde i casteddaius beniti può passare già dotto e può respirare aria limpia grazie ai matas di due punti. E partendo dai giardinus pubblici, essendo sa porta dell'avanzata che è stata adorata a fare proprio in 800, e bio sa piazza Arsenali, che era su nomini proprio del surreggio Arsenale, a undi in sa metà del 900 ha attivato la cittadella dei musei, con intro sul museo archeologico, la pinacoteca e altri musei. Ed in Gunisi si è arrivato in una delle piazzas principali non scetti de subvicinao de Gastedo de Suso, ma già è dedotto la città di Gastedo. Questa piazza manna che dona respiro in uno vicinao che comunque sa tenere locus strintus medas, agattato edifici e palazzi che fonti proprio importanti, si può la storia de sa Gastedo del 700 e del 800. Se su questionendi o inghizzai sicuramente toccherà a Naghi dedotto questo palazzo, il palazzo delle Seziate, su palazzo dei Sezzidas, è stato su brusi importanti. Poi dengunisi saccarata su rei o su visurrei chi depia da scurtare sa pregunta de sa grazia de varti de scundennausu a morti. Proprio sa turri de Santo Francao, questa che è accanto, che è stata fatta chiaramente in su Mesuevo, depesi riga come ti turri sette un perata pago, danti un perata pruschidotto, pensai finza sa 800 a commenti presoni. Difatti si finza proprio a Singhizzo del 900 vieta ancora serrata. Ago a danti torrata o perri come ti viera a Singhizzo. Un altro palazzo sicuramente importanti, poi tutta questa storia culturale
sa città esti su palazzo del Surregio Museo Archeologico. In Gunisi, in età medioevali, dove vi era sa zecca, onde si battiada sa moneta su soddo. E proprio grazie a un progetto di Dionigi Scano, progettato in Parisi con l'archeologo Antonio Taramelli, nasce il primo museo archeologico dessa città, su primo naraus de maniera moderna, poi a primo dei Gunisi vi era ospitato in su palazzo Belgrano e agora in su palazzo Vivanet. Un altro palazzo, un edificio importante di questa piazza è il Palazzo Saint-Just, che si va a dire l'architettura del Saccabu del Settecento. Questo palazzo era su nomini di una delle famiglie più importanti del Castello del Settecento, questa famiglia Saint-Just, che diventa baronesi. Seguendo Prusavascio, andando faccia sa piazza Palazzo, vi è una prazzicedda pittichedda che dinanta Piazza Mafalda di Savoia. Depois che meraviglias prazzas e monumentos si contanta dessa famiglia dei Savoia, che oggi antipurbiviu, sapere in Saccabu del Settecento. E questa cosa particolare è che in sa facciata di questo palazzo, un palazzo del Settecento, doiari un'iscrizione, una scritta firmata da Mussolini, una scritta dunque che si conta un'altra storia della città di De Castello, una storia importante accappiata proprio alla seconda guerra mondiale. E proprio in suffragio del su 43 questa città venne bombardata da truppas anglo-americanas e maras palazios antigus funti sciusciaus e durante torrai a fare a goda della seconda guerra mondiale. Viale Buoncammino, uno dei spassilladas plus connottas del Castello del Settecento. Seusu sempre in pizzus del su monti del Castello del Susu, proprio in questo tempo anti decidio deva una arburada manna che permettesse di entrare a intrus dei murus de Subiginau. Però questo nomini è sta cappiao e sa regorara de maniera clara a sa presoni, sa primo presoni naraus de maniera moderna che sa città di attento. A regorauso di fatti si ha finza sa metà del Settecento. Sa presoni principali vi era proprio in accanto a intrus de Sadurri de Santu Francao, che già è dell'età spagnola, già è del su 500 di Antaserrada po ponni proprio i apposentus de questa presoni. E dunque Buoncammino è sa cappia proprio a su nomini chi i su bene e su mali ari accompagnao sa storia criminali dessa Sardegna finza a pensai già a Savini del su Noicentus. Proprio sa presoni era una fama dei presoni narausa undi nessuno via mai rennesciu andiessiri. A Palamias invece sa un altro dei simbolus del Castello del Settecento, sesu questionendi de Porta Cristina. Porta Cristina fiera una desennas desintradas principalis de sa città di Pruschidotto, pochini beniera de su Campidano ed è piera manche commerciai o proprio entrare in Casse de Susu pondi e siri a Goa in Subiginau de Bidanoa. Questa enna è fatta in maniera neoclassica, da riboffia su Visurrei de Sardegna Carolo Felici ed antivatta con un progetto de su conti de Putifigari Carlo Boil che podavai su 1825
Ari, un però chiaramente su stile neoclassico, che fura questo pro spainao in questo periodo, e applicavo però su modello di una dei sennas prospetticas de Piazza del Suo Popolo in a Roma. Questa porta dinanzi a Porta Cristina poeta ianta decidio da dedicare a Maria Cristina di Borbone, che era proprio Samuleri de Carolo Felice. Difattisi proprio in Pizzusu, in sa parti centrali, doiari un'iscrizione che a regora sa data de fondazioni, a regora su visurre Carolo Felici e in pruso chiaramente sa regora Samuleri Maria Cristina di Borbone. Piazza Palazzo, su coro de Castello de Susu, ma pure su coro de amministrazioni de sa Castello de Sottocentus. Ma non scetti de Castello, già di tutta sa Sardegna. Poi proprio in noi vivia da tutta sa nobilesa sarda e castellaia e in pruso de neusu istresi monumentus prus importanti, simbolicus de Sottocento sardu. E stannai su Palazzo Arriali, a onde vivia da su visurrei de Ciudad Spagnola vinzas su 1861 e de su 1799 finzas su 1814 Ari ospitava proprio sa famiglia Arriali Savoias, poeta issus funti depius, fuiri de su Piemonte che viera occupare in questo momento dei francesus. E a parte questo, dove esti su Palazzo de s'arcibispo e accanto Saseo, dunque sa cattedrale intitolata Santa Maria. È vero, sa cattedrale è stata fatta a Saccabu del 1200, però sa facciata che bio suoi è frutto di un restauro fatto in anni 30 del 900. De noi partiant fonti partias furrias pros importantes de Castello. Sa primo stata comandata proprio da Vincenzo Sulis su Capo Popolo eppure in motus angioianos poresonai che ha antidento una parte importante proprio in su coro de Castello. A Palamias invece su Palazzo de Cittadi. Questo palazzo, che sicuramente è stato fatto sempre in età di spagnola, è stato però sul luogo dell'amministrazione castellana fino sul 1906. Scetti sul 1899 su sindaco Ottone Baccaredda, che è su sindaco che pensai era amministrato sa città tipo già ai 30 anni, ha ricambiato, mutato l'aspetto della città e proprio a capo del Sottocentus decidere che l'amministrazione castellana deve bessire i muri del Castello de Susu e dunque donai una missata di apertura faccia cara a Sumari, a Soporto. Dunque dei noci sul logo della giunta comunale si sposterà in Sughioi Cereausu Palazzo Baccaredda. Proprio in Pizzus de Senna vi è una targa, un'iscrizione che a regora erano fatto importanti che sti accadessero in Sardegna però di dati spagnola. Quando in su 1535 arriva con migliaia di naisi l'imperatore Carlo V che proprio de Castello preparerà una spedizione per occupare la Tunisia. Spedizione che avvio proprio s'armata di Carlo V vinci, ma scetti per un anno e a rattorrai in manus dei Arabus. De noi noi si sono spostati per Savascio per vedere un altro monumento importante di Sa Castello del Sottocento che è su Bastioni de San Remi. Calendi de sa Piazza Palazzo, che è proprio in Socoro, su vicinato del Castello de Susu,
arribasu ad un altro luogo simbolo de sa Casteddu de s'Ottocentu. Tocca a noi che finza a questo momento, già tutto su Biginau, teniera un sentito militare, difatti vi era proprio una specie di roccaforti militari. Una dei roccaforti diventa proprio i bastioni. Su più importanti, chiesti su bastioni di San Remi, a commenti tu conosceus oggi, stanno una passillata, onde tu esiste una piazza manna in su centro, è stato fatto in maniera neoclassica, quando si è già a metà dell'Ottocento, dunque se non dovresti più su problema dei attacchi da parte di altre nazioni in questa città. Proprio su bastioni di San Remi, che vigara su nomini de su baroni Pallavicini, che è stato su primo visurrei del sul regno di Sardegna, esti sul luogo simbolo proprio della borghesia. Sa borghesia che in noi si sta adelantendi prusu de sa nobiltà. Difatti si proprio a intro su bastioni di San Remi due punti, due gallerie crovetas che punti stati somperate a primo o i banchetti su chi fa dia da sa borghesia casteddaia e a goa pure documenti infermeria potrai essere un luogo di esposizioni ma goa insomma della seconda guerra mondiale. Uno però dei palazzi più importanti proprio da questo punto del suo Biginau è il Palazzo Boil. Il Palazzo Boil è sicuramente il suo palazzo nobiliare più importante, più famoso di tutta la città di De Casteddu. È stato fatto già a partire dal 600, ma tutta sa gara che biesu è su frutto del restauro, del traballo che hanno fatto proprio a partire dall'inizio dell'Ottocento. Su Palazzo Pilo Boil pigara su nomini della prima famiglia che ha vivium in noi. Una famiglia che ha viviu finza a singizio del Novecento e ancora varra la pensaisi proprio su stemma araldico de questa casata a undi due punti raffigurato du boisi e chiesti proprio su Sangunau Boil e due manus che piganta ispilusu proprio per gusto su Sangunau e Stipilo Boil. Ma un'altra cosa interessante è su palazzo punti quattro statue di marmo che rappresentano i quattro stagioni, Sierru, Sottongiu, Suberanu e Sistio, punti due figure maschili e due figure femminili. Quando si è benius in noi, sa prima porta, su palazzo vi era ancora accarraggiato de impalcaduras, poita dove punta istraballos po sul restauro. Oggi dunque arnesceus a dubiri libero e arnesceus pure andare ad apprezzare tutto sa facciata che ingloba pure sa durri mesuevali de Sachili o de Sullioni e questa durri è stata sciusciata uno scanto de Bortas proprio in su 700. Quando hanno fatto su palazzo i marchesi su Pilo Boil e hanno cattato questa ballas de cannoni hanno deciso da inglobare in su muro proprio per regolare questo tre attacchi. Su primo è stato questo anglo-olandese, su secondo questo spagnolo quando hanno anticipato di tornare a pigliare Sisula a Goa del su trattato di Londra e s'ultimo è stato l'attacco francese del capo del 700 quando anticipato, ma non ci fu rinesciuto, di conquistare Casteddu e tutta la Sardegna.
Un altro palazzo, comunque edificio importante di questo luogo è su Teatro Civico. Su Teatro Civico, che è stato il suo primo teatro della città di Castello, che è stato bombardato in sovriagio del 1943 e questo bombardamento ha sciusciato proprio questa agropettura. Da questo momento, poi anni e anni, è stato abbandonato e è stato restaurato a capo degli anni 90 e poi d'un peranta già scelti in essi stati per spettacoli teatrali e musicali. Poi accabai dei nogi parti di Sabia Universidadi, una via che, come tineva il suo nome in tutto, ha ospitato in suo Palazzo Belgrano la prima università di Castello che sta a parlare in Unisi già e finzas a esprimus del suo Noicentus. Calendi del su bastioni de San Remi, turessendi sa porta del Lionisi, che è una porta di origini medioevali, e si è passato proprio in antisi sul luogo onde finzas su 43 dove via da Saddomu de Giuseppe Dessì, uno dei autori più importanti del Novecento sardo, su chi ha vinto in su 72 con sul romanzo Paese d'Ombre, su premio Strega. Ma se su bene su noi, poi doiesti uno dei monumenti più importanti del Ottocento in Sardegna. E stanai su monumento ai mortus in guerras combattias di sardos a intrusu del regno de Sardegna. Questo monumento è stato commissionato dai soldati sardos che hanno combattuto in guerre risorgimentali e è stato inaugurato pensare su 16 di ottobre del 1886 e si rappresentava come una specie di obelisco fatto, pensai, da su scultori Giuseppe Sartorio, su chi ha fatto la maggioria delle statue che due punti in su gimitorio de Bonaria, un altro edificio, comunque un monumento importante del Castello del Ottocento. E due punti nomini proprio dei battallas combattias con i annus e due esti a parte i nomini dei logos de battallas puro su stemma della città di De Castello e un medaglione come questo che rappresenterà Vittorio Emanuele II e in pizzo doiari una corona de lau. Questa piazza è importante pure per altro motivo. Su primo è che doiari un palazzo a onde nasce l'architetto Gaetano Cima, che è stato l'architetto più importante dell'architettura del Ottocento, non scelto in Castello ma già in tutta la Sardegna. E s'altro palazzo che questo a mano manca a onde abbiviu uno dei personaggi più importanti del suo Novecento sardo, se su questionendi di Emilio Lusso. Emilio Lusso che proprio in oggi ha subito una specie di assalto delle scamisas agneddas in su 1926 e proprio in quest'anno, in questa dì, ha bocciato uno dei spicciocchi che viene accichendi di assaltare sa domusua, ma a goa di questo omicidio comunque è stato assolvido, ma comunque sono scanto di anni a goa a resti imprigionato in S'isola dei Lipari. E dessa città di De Castello e dessa storia, dessa Sardegna del Ottocento, dessa Sardegna in epoca sabauda,
si sono spostati in una bidda non pitica, che è stata teso manco una mezz'oretta dessa città di de Gasteddu. Questa bidda dinanta San Rocco. San Rocco nos da conosceus pruschidotto po' sa chistione dell'industria. Però de pesisciri che a primo dei anni 60, che molti anni a onde comincia a nascere l'industrializzatura non scetti in San Rocco ma già in tutta la Sardegna, dove era oggi un luogo bello ancora doiari, ma che vivia da già esclusivamente de prodotti dessa messaria. Se sono più dunque in San Rocco, con noso Luca Tolo, Luca è assessore delle amministrazioni comunali di San Rocco, e in proso è stato autore di un libro che bessiu de Vago, che dinanta e storie e identità di San Rocco. Dunque, grazie a Luca. Grazie a te. Se uso a intruso dei localisi di un luogo che è emblematico, poi non c'è tipo Narauso San Rocco, ma già è prodotto sa Sardegna de Giossu. Luca, devo comincio subito a dire che ti succede quando s'industrializzazioni è arrivare noi, o meglio, a primo delle industrializzazioni, poi a San Rocco via da aici importanti post economia della Sardegna de Giossu. Naraso Casarrocco via da un territorio fertile meda, poi chi pensava che finza in su Mesuevo de 11 bidas dessa curatoria de Nora, 5 vianta in su territorio de Sarrocco. Sarrocco Buru, perché Sarrocco ci via da vinza in su Mesuevo, non è una bida nascia de pago secolo. E questa cosa dessa terra che via da fertili meda, via da 10 vinza quando è arrivata l'industrializzazione, poi San Rocco via da connota in tutta la Sardegna, poi Spirasa, poi Matasa de Virasa, che si pensa che i sbarcaioli che ci viene a Foggi in supporto, che poi è un porto industriale, in Sara prendiamo tutti i snaisi de Birasa, poi da band in tutta la Sardegna per da portare in supporto commerciale di Castello. Dunque San Rocco via da connota po San Laurera, po San Messaria, po prima da finza a Ortus de importo. E stati importanti che are bius arribu de due famiglie nobili de importo umano in Sardegna del Ottocento. Se sono questioni de Issiotto e de manca di Villermosa. E si può risinare a pizzo di queste due famiglie e sarellata che niente con questo luogo. Questo luogo fai da parte delle proprietà di questa famiglia Ziotto, una famiglia che veniva da Castello ma via da originaria di Orani, su Don Peppico Ziotto, questo dell'Ottocento, poi pensa a suo nipote via da Don Peppico, e da comprare un meda territorio in questa bidda, poi può avere un investimento poi sul territorio via da Vertili. E a postesi di questo investimento hai da fraigato questa domo bella, questo palazzo signorile, che è stato fraigato in capo del Ottocento e antispacciato da due fraigai nel 1912. Dunque questo è proprio un esempio di un edificio signorile di Insarasa. E poi è di proprietà del suo comune di San Rocco, portato in antisi fainas culturali, come questa bella mostra che oggi ci convida, no? Certo, appoggiai più che una cosa, dei punti fotografie, a Inasa, che si conta una storia importante, proprio questa storia di una bidda a ricca meda, che
ancora oggi sta ricca, poi basta resigastiai a in giro, pobiri patentisi, mannus, acqua, giardinus, ortus, però mi ha sempre affascinato, l'ompendi me noi, proprio sa villa che dinanta Villa Dorri. Non rasica una cosa a pizzo su de questo luogo. Questa Villa Dorri da un'altra villa reale, poi i Savoias, meda Bortas, andando in Guni, poi vai in Arauso in vacanza, poi si vasiai. E poi Stefano Manca di Villahermosa, fia da amico dei Savoias. Narazu Puruga questa buru via da un esempio di un'azienda agricola e Vinzas Valéry che via da uno scrittori, viaggiatori e tutto quanto di questo tempo ha scritto pagine di adesso di importo a pizzo di Stefano Manca di Villahermosa e dessa capacità di tenia di portare innanzi un'azienda moderna e tecnologica può pensare se sono questioni di sottogento, no? Certo. Castiai, deo pago bortas e mi pongo a fare preconanzia de vidas, per me la Sardegna è tutto bella, da capo è Giosso a capo è Susu, però dovunti bidas che secondo me dessa maniera culturale e turistica non funti narasu pubblicizzata a mera. Ed io mi intendo designare telespettatori si bene a visitare questo luogo. Se questione di Villa Siotto esagattai ancora esapposentus de Singhizzo de su Nocentus, pinturas, e sti proprio un viaggio in su tempus de sa Sardegna de Singhizzo de su Nocentus. E in proso esabiri un parco de sprubellus de tutta sa Sardegna de Giosso. Noso si torna su grazias, continesi a Sisighiri e torna su grazias a Luca Tolo che si ricombirà in questo luogo e bello. Grazie a vosatrus per essere bene in noi e per questo convito manno. Grazie a te. Già a Singhizzo su 1800 in Casteddu assisti a tutto uno scanto di traballo che vurrianta sa città, di una città che tenia finza a questo momento uno scanto di baluardos militari, pensai scetti a tutto su Biginao de Castel de Suso, che era amparao de murus, de bastionis e de durrisi. In questo momento hanno dovuto prusu problemas de arribus de comunque nazioni che vogliano conquistare la Sardegna o pensai pure a tutte le incursioni che dovuti stati in su Mesuevo de parti ispirate
che in arribanta dell'Africa del Sud. E dunque Casteddu puru cicara di entrare in s'architettura che biri a modernare tutte le città di dell'Europa. Dunque Casteddu puru si olleri accostai a questa vurria architettonica. Uno dei nomini più importanti dell'architettura della metà dell'Ottocento, finza a Sacabu dell'Ottocento, grazie a puro comunque al suo contributo de Carlo Felice, è stato su maestro Gaetano Cima. A esso depeso meras progettos de edifizio noso o torraus a fare de maniera neoclassica, che era proprio su stili pro su spainau de tutto l'Ottocento e del suo primo, del suo Novecento, quando arribai invece su stili razionalista. Uno dei edifici progettati proprio a metà dell'Ottocento dell'architetto Gaetano Cima a Ressi su ospedali civili. Su ospedali civili è stato un raso su primo ospedale moderno che sa cittadi attento. E su stili, chiaramente, come io usavo prima, fiera ancora una borta cussu neoclassico. Infatti si biresi sa facciata de questo monumento, è una facciata che regora i templus grecus e romanus. Difatti si proprio innanzi due punti i colonnas che regoranta i templus de 2000 anni a oggi con i capitellus doricus, che è un'altra delle caratteristiche dell'architettura neoclassica dell'Europa dell'Ottocento. E nasce in primo repartus, poi duvai chiaramente anti collaborano conoscetti i regnantisi, ma uro personis borghesus benestantisi de Casteddu che anti donau dinai po arrenesci a duvai ancora a questo ospedale esti attivo. Seusu calausu de subiginau de Casteddu e Suso e de nogi se andendi face su Biginau de Stampagi. Su Biginau dunque che ospitara non scetti su ospedali, ma un altro monumento importante che è la Gresia de Sant'Anna, fatta in su Settecento e spacciata un secolo a Goa, e però pensavo che sicuramente invece su monumento chi tu conosci in Casteddu è proprio questo dedicato a Carlo Felice, che regnava in Casteddu e in sul regno di Sardegna de Singhizzu a sa metà dell'Ottocento. Questo monumento è stato più di 4 metri in bronzo, fieda stato commissionato proprio dessa borghesia sarda, poi celebrai primo su Visurre, a Surrei Carlo Felici, bistiu a commenti un comandante d'epoca romana, dunque un custelmo grestau, un manteddu, e con su braccio de mano deretta de piada indidai Singhizzu de Sarruga principali de sa Sardegna, chi su e tutto a Bofiu vai proprio sa 131 chi de pieda collegai sa città di De Casteddu con cussa de Datare e chi zighia da Prusommancu sa ruga de dati a romana a Caralibus Turris e dunque sa collegare sa città di romana de Garalis con cussa de Turris Libissonis. Questa stato è stata avvundia in Surreggio Arsenali, in Piazza Arsenali, sempre in Casteddu e Suso, però Danti montata a Simbressi, de Piera Indidai con sa mano deretta, sa parti de Cabessusu, onde inchizzara dunque sa ruga po Porto Torres e invece sa Danti vosta a sa traparti. Sa base invece è stata studiata sempre e progettata dall'architetto Gaetano Cima. Pago bruso in Pizzus doiari una
un obelisco, un monumento che assimilera ai obeliscus egizianus, onde beni indidau proprio su chilometro zero, su un punto di partenza dessa ruga Carolo Felici, che poi chiaramente non passerà più dentro su dessa città, partiri già dessa parte esterna. Questa storia dunque de Casteddu del Sottocentus è una storia che, come ti subiu, estetia accappiata de maniera forte con sul Regno di Sardegna, ma pruschidotto con sa famiglia dei Savoia. Casteddu abbiu sa partenza proprio de i monarcas con s'ultimo re del Regno di Sardegna, che è stato Vittorio Emanuele II, che nel 1861 comincierà a diventare re invece del Regno d'Italia. Dengunisi, sa storia della Sardegna è accappiata, sa storia dell'Italia. Dunque a Raviri, i Sardus, partecipai a sa prima guerra mondiale, sa guerra manna, quando migliaia e migliaia di sardus funti andaus, pruschidotto con sa brigata tataresa, a combatti in su fronte, in su carso. Poi teneus ancora una caserma importante onde doiari proprio sa brigata tatari che si sa Monfenera, e in Gunisi puru partecipai a sa seconda guerra mondiale. Sa seconda guerra mondiale abbiu Casteddu in suffragio del su 43 e si propose de ruta bombardara de maniera grai is pilotas is avionis anglo-americanus, e agora sa seconda guerra mondiale comincia da un'altra fase che biri sa città di cambiai, s'ammaniai, bessiri proprio de muros dei vicinaso storicus, poi poresu questionare di una città chi non tenere più sull'Accanas e chi biri tutte le altre città, come Quartu, Paoli, Ceragius, che andano a formare sa città metropolitana de Casteddu. E con questa puntata di oggi, che eu subiu s'accontau sa storia dessa Sardegna a partire dessa presenza piemontesa finza sendi de oi, eu spacciaus, eu arribaus a s'accabu de sa quarta edizione de sa Ianna de su tempus, sa prima fatta con IATV, is ultimus tresis con sa produzione de sa Videogum. È stato un viaggio bello, su manco su po' me, ma mi spero pure un po' posatro, sono un viaggio che sabiu andai in centinaia di bidas de s'isula nostra, intervistai decinas de persone, contai sa storia de s'isula partendo da su Paleolitico, contenti su Neolitico, sa civiltà di Nuragesa, su Mesuevo, sedati spagnola, finzas a oi. È stato un viaggio che non ho fatto solo, ma con altre persone che voglio ringraziare, poiché manti aggiurau, anti fatto de maniera che questo programma arrenescesseri in sa mellusu maniera. E dunque comenzo a ringraziare Roberto De Martis de sa Videogum che ha incurau sa regia e sa produzioni, ma pure Tore Cuveddu po sa supervisione de sa lingua sarda, sa regione Sardegna po si contributo a pizzo proprio de sa lingua sarda, ma pure i scumpangius, i amigus de questo viaggio, i obradoris de sa Camera, Pippo Modica, Daniele Vittiello, Donatello Garau, su pilota de su droni, Davide Manca, che insomma ha cercato di svebiri de un'altra maniera questa de su gelo, tutto spuntata a chi su fatto, su Vonico, Gianni Copez, con sa giuro pure de Simone Singula, che ha incurato le fotografie
fotografias de tutto su backstage, dunque si è fatto bere un'altra maniera ancora de ripresas e de su viaggio che ho fatto, ma pure su tecnico de su montaggio, Massimo Pina, che ha curato pure gli effetti grafici in mappas e dunque ha fatto de maniera che tutto naraso sa parte visiva rinescesse a su meglio. Sa produzione Sardegna e poco abai devo ringraziare pure vosaltros, telespettatori, che esi dentro, sa pazienza di seguire in questi anni e devo dunque si ollo torrai grazie e imprassare di maniera narauso ideali a esibire meglio a tutti. Questa attività è stata realizzata con il contributo della Regione Sardegna, in Prentas 2022-2023, lei è regionali 22 del 2018.